Siamo a Camisano Vicentino, sede dell'Associazione Veneti nel Mondo. Anche quest'anno la marcia da San Marco a San Marco passa per il comune. Siamo ricevuti in comune dal vice sindaco Giuseppe Maddalena e abbiamo ricordato come anche il gonfalone viene portato quest'anno alla comunità veneta di Santa Teresa per ricordare che siamo un popolo veneto che non solo vive qui nel territorio veneto ma anche oltreoceano ed è presente con tante comunità all'estero. Ricordiamo anche un percorso non solo di cultura ma anche di fede, che è l'insegnamento che ci ha lasciato il patrono San Marco. Giuseppe, cosa diresti alle comunità venete all'estero di questa iniziativa, il cammino da San Marco a San Marco? Che non bisogna assolutamente dimenticare le nostre tradizioni, usi e costumi e grazie a queste iniziative rimane questo spirito del Veneto. È molto importante e ringrazio l'amico Aldo per queste iniziative che sono estremamente importanti. 21 marzo, a 4 giorni la ricorrenza della nascita di Venezia, la fondazione di Venezia, il cammino di San Marco è partito questa mattina dal comune di Campo San Martino. Luciano Sandonà, vice sindaco, cosa è il significato di questa iniziativa? È un'iniziativa molto importante, ogni anno viene portata avanti da Matteo Grigoli, dall'associazione a San Marco, è una cosa che è diventata molto importante per la nostra gente, per il nostro popolo, per portare avanti la tradizione, il Veneto e i valori che ci hanno insegnato i nostri padri, i valori di San Marco, i valori che si portano dietro la nostra bandiera, che non è solo una bandiera storica, è una bandiera che porta dietro tutta una serie di tutto quello che è stata la nostra storia e tutto quello che è stato il nostro background come veneti. Ettore Beggiato, ex assessore ai flussi migratori, socio onorario dell'Associazione Veneti nel Mondo. Quest'anno il gonfalone viene portato alla comunità veneta del Rio Grande do Sul. Cosa diresti in questo momento un messaggio al Veneto e al popolo veneto oltreoceano? Un messaggio di grande ringraziamento nei confronti dei fratelli veneti del Rio Grande do Sul, che già reduci da un preziosissimo riconoscimento e testimonianza del governo brasiliano che ha riconosciuto formalmente la nostra lingua veneta come patrimonio dell'intero Brasile, quindi un grande struccone ai veneti dell'oceano. Massimo Biasio, assessore al comune di Piazzola sul Brenta, dove è passato oggi il cammino a San Marco. Un messaggio per le nostre comunità venete all'estero di riflessione su questa iniziativa. È sempre meraviglioso queste iniziative che tende a valorizzare quello che è la nostra cultura, il nostro patrimonio linguistico e la nostra bandiera. Vedere il gonfalone che sfila per le nostre strade è un messaggio di pace e di solidarietà che va contro tutte le accuse che deve essere contro gli altri. Il messaggio che si porta è un messaggio di speranza, di pace, di consapevolezza e la gente che rende conto che il nostro è un popolo laborioso, fiero, orgoglioso delle proprie tradizioni e che quindi il messaggio è il miglior che si possa passare. Matteo Grigoli, presidente dell'Associazione San Marco Evangelista, quest'anno 7ª edizione di un'iniziativa nata da Raíces Venete, associazione culturale che ha partecipato sempre anche alle iniziative dell'Associazione Veneti nel Mondo, quindi varie associazioni, coordinamento di associazioni che valorizzano la cultura del Veneto e quest'anno si passa per Campo San Martino, Piazzola, adesso siamo a Camisano Vicentino, domani si arriva in Basilica a San Marco. Ecco, l'iniziativa guarda il patrono del Veneto, San Marco. Quale messaggio in questo senso daresti alle nostre comunità all'estero? Innanzitutto, buongiorno, innanzitutto volevo dire alle comunità all'estero non vi abbiamo dimenticato, voi siete veneti, rimarrete veneti, sarete sempre nostri fratelli veneti, probabilmente vi sentite più veneti di noi veneti che siamo rimasti qua in Veneto. Il messaggio di San Marco è un messaggio di pace, è l'unica bandiera al mondo con la scritta pace sopra.
Quindi è una bandiera ricca di significato, che invito anche voi che siete lontani da questa terra ad esporla, rimettetela fuori sui vostri balconi delle vostre case. È una bandiera di pace, è una bandiera che rappresenta una cultura, che rappresenta una terra fantastica. E poi voi avete la fortuna che avete la lingua che è stata riconosciuta, quindi parlatela, insegnatela ai vostri figli. Non abbiate paura, ricordatevi dei vostri genitori, ricordatevi dei vostri avi, ricordate che avete lasciato una terra meravigliosa. Noi siamo qua, vi aspettiamo, abbiamo bisogno ancora di voi, non vi abbiamo dimenticati, siete sempre con noi. E questo è il messaggio che volevo dirvi con questa bandiera. Questa bandiera cammina per le nostre terre e poi arriva a voi, non dimenticateci.